Salve a tutti, eccoci qui a Soundtrack City Magazine con Massimo Privitera e Marco Testoni. Salve a tutti quanti. Ciao a tutti, allora oggi parliamo di due opere cine-televisive, una serie di grande successo, brillante, italiana, ma di cui c'è anche la prima versione, quella francese. Sto parlando di Call My Agent. E tu invece, Massimo, che così inizi direttamente? Allora vado alla grande. Oggi noi parliamo di una di un docufilm, scusate, molto importante perché l'argomento è Dante e l'inferno. Il docufilm si chiama Mirabile Visione Inferno, quindi si prospetta anche poi un purgatorio e un paradiso, anzi ce lo auguriamo. Allora vi dico che è un film che dovrebbe essere visto e poi anche stato pensato per le scuole, soprattutto per i licei, anche per le scuole medie, perché è di grandissima e facile fruizione, ma non per questo banale, anzi molto particolare, perché la concezione da parte di Matteo Gagliardi, regista, che tra l'altro è quello che ha curato anche quel docufilm su Fukushima, e Matteo Gagliardi questa volta si è focalizzato su Dante Alighieri e ha pensato di rapportare l'ascesa all'inferno di Dante, aiutato, coadiuvato da Virgilio, e ha paragonato tutto il viaggio in questi gironi a ciò che accade oggi, quindi un Dante attualizzato, molto moderno, una sorta di percorso dove questi grandi mali della nostra epoca sono diciamo confrontati grandi mali che descrive Dante nella sua straordinaria opera, la più grande opera al mondo letteraria. Quindi tutti i controsensi, il problema climatico ambientale, la crisi capitalista, l'intero diciamo decadimento del nostro pianeta viene rapportato in questo andare di questo pellegrinaggio di Dante. E Dante viene raccontato da una professoressa che la spiega, lo scopriamo che lo spiegherà ai suoi alunni, questa professoressa Argenti, che è interpretata da Benedetta Buccellato, grandissima, con una chiarezza di intenti e una capacità divulgativa veramente incredibili. E poi c'è questo padre spirituale che è una sorta veramente di guida spirituale, che è padre Guglielmo, interpretato da un altro grande nostro attore che è Luigi Di Berti. La peculiarità di questo docufilm, che è fatto non solo da immagini di repertorio, quindi immagini moderne, quindi anche momenti in cui si vedono la guerra in Ucraina o comunque tante accadimenti che abbiamo vissuto nel corso degli anni, idem la pandemia, ma le parti, diciamo, e tutte le descrizioni dei vari gironi vengono vissute attraverso dei tableau vivant, ma veri e propri, cioè vengono animati disegni in questo momento non mi viene, ma del primo storico autore italiano, disegnatore di queste parti della Divina Commedia, che vengono animati in computer grafica, molto efficaci. E, cosa fondamentale per noi, ovviamente, le musiche originali, che sono di nostre conoscenze. Fabrizio Campanelli, autore rinomato, con grandi spot pubblicitari di fama mondiale, film per Disney e non solo, sodalizio con Luca Lucini, ma in questo caso si fa affiancare da quello che solitamente in alcuni casi coscrive alcuni pezzi per lui, che è Enrico Goldoni, ma che dirige l'orchestra in tutte le sue colonne sonore. Ed Enrico Goldoni e Fabrizio Campanelli in questo sodalizio compositivo hanno creato una colonna sonora possente, molto enfatica, molto atmosferica, con alcuni interventi di musica elettronica, ma con grande orchestra, cori anche di un certo livello, per dare questa sorta di veramente non discesa agli inferi, ma di ascesa verso qualcosa di mistico. E devo dire che la musica in alcuni momenti, con dei temi anche abbastanza forti, mi ha ricordato quei temi di Angelo Badalamenti, è un mix fra Angelo Badalamenti e Vangelis, ma un Vangelis sinfonico e un Badalamenti sinfonico, quindi meno elettronico, meno nella loro indole, ma comunque con quella tematica, con quella forte personalità. Quindi diciamo che è un docufilm che è al cinema, consigliatissimo. Vi chiedo proprio di recuperarlo o magari di proprio andarla a vedere, andarla a cercare, quindi consigliatissimo. Poi capirai, una rilettura di Dante è sempre un esercizio di stile che a volte può andare bene, a volte può andare male, ma in ogni caso se c'è la divulgazione di mezzo, secondo me è sempre una buona cosa.
Infatti. Mentre io a questo punto parlerei di un'opera che non è di divulgazione affatto. Passiamo dal sacro al profano. Dal sacro al profano, o meglio, cioè potrebbe essere divulgazione, perché se qualcuno non sa di che cosa si tratta il lavoro dell'agente cinematografico, bene, con questa serie televisiva Call My Agent Italia, perché poi c'è la versione televisiva francese originale che si intitola 10%, è uscita nel 2015. Allora, di che cosa si tratta? Allora, raramente a me mi capita di vedere una serie italiana che mi fa saltare dalla sedia e mi fa onestamente divertire anche molto. Qui abbiamo una sceneggiatura di ferro, stupenda, geniale, che ricorda in qualche modo la genialità dei primi episodi di Boris, delle prime serie di Boris, perché ti lascia sorpreso per le trame e tutto quanto. In sostanza ogni singolo episodio è dedicato a un attore, ma un attore vero, non un attore, cioè proprio un attore. Ad esempio, nel primo episodio, se non vado errato, c'è Paola Cortellesi, poi abbiamo Paolo Sorrentino, poi abbiamo Pier Francesco Favinio e sua moglie, poi abbiamo Matilda De Angeli, Stefano Accorsi e infine Corrado Guzzanti. Quindi ognuno di questi episodi, i protagonisti sono loro, ma sono loro veramente nella vita di tutti i giorni, diciamo così. E ricordo in particolare un po' tutti, però mi viene in mente quello di Stefano Accorsi, mi viene in mente l'episodio legato a Paolo Sorrentino, anche a Matilda De Angelis, ma tutti in generale è godibilissimo. Quindi vi consiglio di andare a vederlo, peraltro spero che prima o poi si realizzi la seconda serie, perché se lo merita tutto. Per quanto riguarda invece le musiche, sono di un compositore che non conoscevo, non è attivissimo proprio in Italia, e sto parlando di un ragazzo, si chiama Fabio Amurri. Da quanto vedo vive a Londra, quindi evidentemente la sua attività operativa è soprattutto lì. Ha anche fatto dei discreti lavori, è stato vincitore del BAFTA, insomma stiamo parlando di un compositore, arrangiatore e peraltro mi leggo nella sua biografia anche cantautore italiano, e quindi è in grado, come vuole l'eclettismo compositivo di chi tratta la musica applicata, è in grado insomma di suonare svariate corde, svariati stili. Ecco, però mentre in altre situazioni di serie italiane a volte vedo l'effetto patchwork, cioè vedo dei pezzi legati senza una logica, senza un filo conduttore, invece qui vedo sempre, ho sentito sempre molta eleganza, una produzione sempre curata, insomma un lavoro dal punto di vista musicale, nonostante stiamo parlando di una serie TV, quindi sappiamo tutti bene che la grammatica della musica per serie TV, insomma, molto spesso non c'è il tempo di poter sviluppare nel migliore dei modi, soprattutto poi immagino nelle prime edizioni di una serie televisiva, quindi quando non ci sono molti fondi, ecco, da quel punto di vista, né tempo. Ecco, lui invece è riuscito a fare un bellissimo lavoro, molto onesto, molto chiaro e mai scadente e mai scontato, soprattutto. Quindi complimenti a tutto quanto il cast, ma proprio tutto, perché anche dal punto di vista del casting degli attori, io ho ricordato i principali, ma anche gli altri che poi sono i protagonisti veri, sono tutti veramente bravi. Quindi io a questo punto sono curioso di vedere l'edizione francese, che non l'ho mai vista, sì, per capire se siamo sugli stessi livelli, insomma. Quindi complimenti. Call My Agent, serie TV, la potete vedere su Sky o Now TV. Ma c'è una canzone che ti è rimasta impressa, oltre alla musica originale di Fabio Amurri, nella serie Call My Agent? Guarda, più che una canzone mi è rimasta impressa un artista, e non ti dico perché, ma anche questo è un altro motivo di grandi risate, sta all'interno dell'episodio legato a Sorrentino, e quindi mi ricorda un artista italiano, una cantante italiana che si chiama Ivana Spagna. Ivana Spagna Sorrentino, ma chissà. Va bene. Ciao. Allora, alla prossima, ciao. Ciao.